Allora, il Jiu-Jitsu è un'arte marziale giapponese che ha come obiettivo principale quello di sfruttare la forza dell'avversario, che significa tipo tentativo di presa, evitiamo il colpo, la traiettoria, carichiamo tutta la sua energia lontano. Seguendo quello possiamo imprimere una forza, invece di lanciarlo via, possiamo proseguire. Giro. La tecnica può essere di controllo. Noi nei film cerchiamo sempre di uscire dalle regolazioni dove lui può essere molto forte, che sì. Non rimaniamo mai in asse perché lui potrebbe entrare, ma cerchiamo di entrare sempre in giri scaricando l'energia. Da qui possiamo metterlo in leva, e poi dobbiamo nel Jiu-Jitsu possiamo anche sfruttare la sua forza, invece di bloccarci e dover fare la tecnica di controllo o di attimo, possiamo sfruttare la forza e abbiamo anche le leve articolari, leve tipo da presa. Non importa che lui sia molto forte o debole, a noi non interessa, perché se noi provassimo a girare il corso dove lui è molto duro facciamo fatica, ma se ci spostiamo leggermente dove lui qui molto morbido, che significa mai rimanere in asse, perché in asse non riusciamo né a tirarlo né a spingerlo, però con basta un dito nella parte dello squilibrio. Anche con le leve articolari, se è molto dura noi potremo per fatica a girare il corso, basta girarsi leggermente, ruotare, metti in trazione le articolazioni e vai via! Possiamo fare anche degli strangolamenti. Gli strangolamenti possono essere, come dire, strangolamenti noi possiamo fare bloccaggio. Lo strangolamento lo possiamo fare anche direttamente in presa, dove andiamo a bloccare il flusso del sangue che porta al cervello. Nel momento in cui noi vogliamo sfruttare tutta la sua energia, una tecnica anticipi prima la forza, possiamo utilizzare anche le gambe. Che cosa significa? Scriviamo sempre nel giro, lo scriviamo, non utilizziamo il resto del corpo, ma utilizziamo le gambe. Invece di cambiare gamba, cambiamo col sinistro, sempre per lo squilibrio, guardate, lo squilibrio, nel Jiu-Jitsu una cosa molto importante sono le cadute. La caduta indietro, un shirokemi, la caduta laterale